in questo primo giro è sulla prima posizione, seguita la volta da Enrico Pugnani, Matteo Ponticelli, Giovanni Santurani per questo giro. E ancora Vincenzi, attenzione Ponticelli, fa vedere nel retrovie. Ad avviare l'ultimo giro di questa batteria, abbiamo visto l'altra parte della partecipazione. Ultima curva, dentro e Vicente il primo e via! Sul punto all'esterno, la prima posizione. Per la decima
Giro. Giro. Con un notevole vantaggio su Sven Ceriak. Ultima curva per Nicolas Vicentin, ultimi metri per coronare la vittoria di batteria. Nicolas Vicentin! La prima curva di questo primo giro, l'ordine dei piloti, Covatti, Vicentino, Pugnali e Fontinelli. Tra lui e Nicola, quindi c'è un progetto da parte di Nico, subito Riccardo al comando. Ancora invariato l'ordine dei piloti. Nico Covatti ad inaugurare l'ultimo giro. Fontinelli lascia la pista libera. Iniziato. Covatti, spirano! Nico Covatti e Nicolas Vicentin. Secondo me via! È partito benissimo! Vicentin guadagna una bellissima posizione, vicinissimo sul passo di Kostler. E adesso vuole andare ad agganciare Pappo. Appaiati alla chiusura del primo giro. Ancora più spazio Fontinelli, spalle da Kostler. Kostler che cerca di restare aggrappato al trenino di testa. Rimangono invariate, molto equilibrata questa batteria. Meno male il stacco tra tutti è lo solito. Ultimo giro! Vicentin cerca, ma Marco la chiude. Gli ultimi metri per Michele Marco Castagna!
Tutto pronto per la partenza. Speriamo come dei spazio. Verso la distanza. La battaglia deve raggiungere la posizione. La battaglia di avanti. Ultimo giro, ultimi attacchi. Una curva, ma fanno bene, era meglio, e fanno vincere il pochissimo di sogno. Anche questa batteria, seconda posizione.
qua.